Lacrime e commozione alla chiesa della Santissima Trinità di Fesso d'Artico per l'ultimo saluto ad Anna Tuzzato, la 29enne morta a Bruxelles nel rogo del suo appartamento. Fermato dai carabinieri di Fossalta di Portogruaro l'uomo che ha accoltellato 2 persone a Lignano Sabbiadoro. Si tratta di un 28enne impiegato come stagionale nella stazione turistica. L'odissea sanitaria di un pensionato 71enne che fa fatica a reggersi in piedi per più di mezz'ora a causa di una doppia ernia inguinale per la quale è in lista d'attesa all'ospedale di Dolo da ben 5 anni. Un flash mob contro Italia, la sanità veneziana ha trasformato parte di Riva Sette Martiri in un ospedale da campo. Tra i motivi della protesta la mancanza di medici di base. A Chioggia i carabinieri hanno sequestrato oltre 2 tonnellate di vongole sprovviste di etichettatura del valore commerciale di 12.000 euro, al pescatore 1.500 euro di multa. Il gruppo Terra e Acqua ha presentato le sue osservazioni al progetto di raddoppio dell'aeroporto. I 21 milioni di passeggeri previsti, dice Marco Gasparinetti, si concentreranno soprattutto a Venezia. Adunata triveneta degli alpini stamattina le emozioni della messa dal Nevegalla, raccontate in diretta su Antenna 3, stasera i cuori nelle piazze di Belluno e domani dalle 7:30 la non stop per seguire la sfilata delle penne nere. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Il dolore di Fesso d'Artico in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Oggi l'intera comunità ha detto addio ad Anna Tuzzato, la 29enne veneziana morta a Bruxelles nel rogo del suo appartamento. Un lungo applauso tra lacrime e forte commozione nel pomeriggio a Fesso d'Artico per l'addio ad Anna Tuzzato, la 29enne che la settimana scorsa ha trovato la tragica morte a Bruxelles a causa del rogo che ha letteralmente divorato il suo appartamento al 3° piano in piena notte. Nella gremitissima chiesetta Santissima Trinità ad accompagnarla nell'ultimo saluto i familiari circondati dall'affetto di un'intera comunità. La chiesa e così il sagrato hanno contenuto a stento le centinaia di persone che hanno voluto tributarle un doloroso addio, sebbene composto in un eloquente silenzio. Lungo il sagrato, il maxi schermo per seguire l'omelia. Di fronte alla chiesetta, le bandiere a mezz'asta del municipio in segno di lutto cittadino. Nessuno sa quanto gli è concesso di vivere, ma anche se il tempo e le circostanze hanno fermato il tuo impegno per un mondo migliore, resta luminoso il tuo passaggio tra noi. Così Don Massimo Donà, il parroco del paese, nel corso della cerimonia da lui ufficiata. Non sei andata via, ti trovi soltanto nella stanza accanto. Parole dei familiari con la mamma, coniando le riflessioni sulla morte di Sant'Agostino. Ciao Anna, recitano i cartelloni con la foto della 29enne sorridente e felice vestita in rosa, rosa come il colore dei sogni che la riporteranno a quanti l'hanno amata in un ricordo che resterà per sempre indelebile. Sempre per la cronaca con Anna Maria Parisi andiamo a Fossalta di Portogruaro, dove è stato fermato dai carabinieri l'accoltellatore di Lignano Sabbiadoro. È stato fermato l'accoltellatore di Lignano Sabbiadoro che ha aggredito 2 connazionali, ferendoli entrambi, uno dei quali grave ma non in pericolo di vita. Si tratta di un 28enne impiegato come stagionale nella stazione turistica della Bassa Friulana. A rintracciarlo a Fossalta di Portogruaro i carabinieri della locale stazione. Già sulle sue tracce erano riusciti anche a contattarlo telefonicamente per convincerlo a costituirsi. L'accoltellatore fermato mentre stava rientrando a casa ad Azzano X in provincia di Pordenone. Il motivo dello scontro sarebbe da ricondursi ad un apprezzamento un po' spinto nei confronti di una donna. Saranno ora le indagini dei carabinieri a fare piena luce sulla vicenda. Questo di ieri è il 3° accoltellamento a Lignano in appena 2 settimane. Adesso vi raccontiamo la disavventura sanitaria di un pensionato 71enne. Lacrime di esasperazione e un pianto senza sosta per il signor Marziano, nome di battesimo vero che in questo caso risulta più appropriato che mai viste le disavventure della sua incredibile storia sanitaria che ha voluto raccontare alla nostra emittente. 71 anni di dolo, il signor Marziano attende dal 2019 di essere operato all'ospedale della città per una ernia inguinale bilaterale, intervento prima calendarizzato, poi cancellato più e più volte con le più disparate giustificazioni.
Il Covid, il vaccino anti-Covid, programmato per maggio 2021, ma purtroppo non fatto un mese prima, quando finalmente era stato chiamato per l'intervento, con i sanitari che anziché suggerirgli di anticipare la vaccinazione avrebbero pure rigettato la sua proposta. Ho detto: si può aspettare un altro mese che faccio il vaccino e vengo più tranquillo a farmi l'operazione? Loro hanno detto di no, hanno cancellato. E da allora non l'hanno più richiamata? No, poi ho ripetuto la visita, l'ho fatta un'altra volta, sono andato in lista d'attesa dal 2022, una nuova lista. Marziano non riesce a stare in piedi per più di mezz'ora, da qui la visita privata, 200 euro, con uno specialista ospedaliero che gli avrebbe proposto questa soluzione. Però se volevo, entro 10-15 giorni, pagando su una clinica dove lui opera, mi sistemava l'ernia. Ce l'avrebbe operata? L'avevo operato. Costo dell'intervento? Si parla di oltre 3.000 euro. E si arriva a marzo corrente 2023, chiamato dall'ospedale per fare tutti gli accertamenti di rito preoperatori con tanto di visita anestesiologica, ad oggi, giugno, non sa ancora se e quando verrà operato. Nel mezzo di questi 5 incredibili anni di tira e molla, come se non bastasse anche la disavventura risolta fortunatamente ieri, sempre all'ospedale di Dolo, dell'attesa per una risonanza magnetica alla testa per capire le conseguenze avute da un violento herpes zoster, noto come fuoco di Sant'Antonio, e un'ecografia alla mano per via di un tunnel carpale, lo sfogo della moglie Marisa. Non è un fatto che noi cerchiamo una via breve, che passiamo davanti a qualcuno che non fa parte del nostro carattere. Questo voglio che venga sottolineato, perché a questo punto io ho detto vai a pagamento, però il popolo, le persone devono sapere la situazione com'è. E a proposito di sanità, un flash mob contro i tagli alla sanità veneziana ha trasformato parte di Riva Sette Martiri in un ospedale da campo. Tra i motivi della protesta la mancanza di medici di base e la riduzione dei servizi territoriali. Le sirene dell'ambulanza suonano per un malato che preoccupa l'intera collettività, la sanità pubblica. La prognosi al momento non è ancora sciolta. Il giudizio politico dell'Associazione Amici del Giustiniano e del Movimento per la difesa della sanità pubblica veneziana invece sì, tanto da trasformare per protesta in un ospedale da campo l'ultimo tratto di Riva Sette Martiri, vicino ai giardini napoleonici di Castello. Una protesta sintetizzata nei 4 punti con cui si chiamavano a raccolta i manifestanti del flash mob. Ci tolgono i medici di base, ci svuotano il Giustinian, ci negano la casa della comunità, ci riducono i servizi territoriali. Alle 9.30 il blitz, con tanto di brandine, finti ammalati, tra cui il portavoce del Movimento per la Sanità Pubblica veneziana Salvatore Liard, e finti medici. Il problema invece è vero, secondo le 2 associazioni, che recentemente hanno portato in piazza centinaia di persone e raccolto migliaia di firme in una petizione per il mantenimento e il rafforzamento dei servizi sanitari al Giustinian. Maxi sequestro di vongole a Chioggia. Nei giorni scorsi i carabinieri della motovedetta hanno sequestrato oltre 2 tonnellate di vongole del valore commerciale di 12.000 euro sprovviste di etichettatura, molluschi sottoposti a sequestro amministrativo e, poiché ancora vivi, fatti rigettare in mare per il ripristino vitale. Il pescatore dovrà pagare una sanzione di 1.500 euro, così dunque a Chioggia. Ma ritorniamo a Venezia, dove il gruppo Terra e Acqua ha presentato le sue osservazioni al progetto di raddoppio dell'aeroporto. I 21 milioni di passeggeri previsti, dice Marco Gasparinetti, si concentreranno soprattutto in città. Siamo al terzo ampliamento del Marco Polo. È vero che questo è l'aeroporto del nord-est, ma è anche vero che la motivazione di viaggio principale per chi arriva dall'estero sarà visitare Venezia. Venezia che è già ai limiti di saturazione e sicuramente non può permettersi dei flussi ulteriori. Persino il Veneto, nella promozione turistica ufficiale della regione, non si chiama Veneto, si chiama The Land of Venice, la terra di Venezia. E secondo Terra e Acqua è difficile pensare che il raddoppio di passeggeri che seguirà l'ampliamento dell'aeroporto Marco Polo, dove 3 voli su 4 sono di compagnie a basso costo, non finirà col concentrarsi per la maggior parte in queste calli e fondamenta già intasate. Tutto ciò che ne consegue, secondo il gruppo Terra e Acqua, è contenuto nelle osservazioni al master plan del Marco Polo.
Moto ondoso, conseguente all'aumento del numero di passeggeri, ne preoccupa perché dalla Darsena al Marco Polo già partono troppi mezzi acqua e corrono troppo. Seconda criticità, dal nostro punto di vista, è l'aumento di posti auto nei parcheggi, che è una contraddizione in termini, perché questo master plan doveva puntare a una decarbonizzazione e allora non si capisce perché i posti auto nei parcheggi aumenterebbero da 7.000 a 10.000 circa. Altra criticità per Terreacqua è la sicurezza in aeroporto. Attualmente ci sono circa 300 addetti, il settore è già sotto organico e dovrebbe invece essere raddoppiato in occasione dell'ampliamento della struttura. Nel 2019, l'anno prima del Covid, al Marco Polo c'erano stati più di 11 milioni e mezzo di passeggeri. La previsione è di portarne quasi 21 milioni entro il 2037. Purtroppo la carenza dei lavoratori è dovuta al fatto che le paghe sono veramente basse. Non c'è un incentivo e per le qualifiche che abbiamo e per tutti i titoli che dobbiamo avere, non viene riconosciuta la nostra professionalità, mentre in aeroporti grandi, uguali o similari a Venezia, viene riconosciuta questa professionalità. Comincia l'iter della legge, ne abbiamo parlato più volte, che porterà al riconoscimento dello status di città delle spiagge. A Milano un summit a cui hanno partecipato anche le principali località turistiche della Costa Veneta. I sindaci sono consapevoli che hanno bisogno di risorse, ma soprattutto di un apparato normativo e di soluzioni ai tanti problemi pratici. La nuova legge sullo status di città delle spiagge sta iniziando il percorso parlamentare. Fortemente voluta dai comuni costieri del Veneto e sostenuta da una trasversalità politica che potrebbe portare alla sua approvazione entro l'anno, è, come ribadito a Milano dalla sindaca di Cavallino Treporti e coordinatrice nazionale del G20 Spiagge Roberta Nesto, una norma che offre strumenti idonei a gestire una serie di situazioni di fatto. Sono sicuramente quelli della gap tra estate e inverno, la differenza appunto tra la popolazione residente e quando si aggiungono gli ospiti temporanei, compreso anche il fatto di avere una differenza di necessità in merito ai servizi. Sono dei criteri oggettivi che sono parametrati e che ci sono nelle banche dati dei comuni. Quindi individuare lo status attraverso questi criteri è davvero un'operazione quasi solo matematica. I comuni del G20 Spiagge, di cui fanno parte 6 località venete, vantano tutti oltre 1 milione di turisti l'anno. In totale ne contano 70, il 17% del dato complessivo italiano, in un ambito in cui la costa veneziana gioca un ruolo fondamentale con oltre 20 milioni di presenze. Alle porte di un'estate da record, questo sistema deve essere rafforzato. Abbiamo bisogno di dare strumenti ai sindaci perché siano in grado di dare risposte ai residenti, prima di tutto, perché una comunità accogliente che sta bene è il primo biglietto da visita. Dobbiamo assolutamente quindi avere questi strumenti e continuare a dare risposte alle nostre città. Rimaniamo sul litorale, andiamo a Caorle dove circa 140 imprese del territorio si sono confrontate sui temi dello sviluppo sostenibile. La coscienza imprenditoriale oggi deve essere sicuramente solleticata, deve far sì che tutto quello che viene fatto a livello di produzione, di iniziative verso il mercato e il tessuto economico non abbia ricadute negative sul territorio, soprattutto in ambito ambientale. 140 imprese del territorio si sono date appuntamento a Caorle per parlare di sostenibilità d'impresa e competitività aziendale, di quali investimenti e strategie permettono all'impresa di generare valore economico e sociale, in un dibattito promosso da Confapi Venezia in collaborazione col mandamento di Portogruaro, arricchito da testimonianze provenienti direttamente dalle aziende. La nostra attenzione si è rivolta alle persone che abbiamo individuato come fornitori di valore sia per l'azienda ma anche per la comunità. Da lì sono scaturite tutta una serie di attività che abbiamo portato avanti sia nell'ambito delle risorse umane ma anche nell'ambito dell'innovazione e della gestione delle risorse energetiche. Comunità energetiche, adempimenti normativi, bandi e agevolazioni, strumenti pratici per sfruttare strategicamente le opportunità di management sostenibile tra gli argomenti trattati in un quadro di regole, certificazioni e strategie per accompagnare le imprese verso la sostenibilità, coinvolgendone tutte le risorse naturali, finanziarie e umane.
4 anni fa abbiamo promosso un convegno quasi analogo che vide la partecipazione di 120 imprenditori. Si parlava all'epoca di B Corp, Benefit Corporation, un tema che era assolutamente innovativo. Oggi le aziende cominciano veramente a richiedere questo tipo di sensibilità all'interno della propria azienda. Il riscontro è assolutamente buono, l'imprenditoria c'è quando c'è da fare business, però insomma anche con una ricaduta positiva nel territorio. Per noi adesso la pubblicità, a fra poco. Di nuovo in onda per andare a Mestre e raccontarvi con il nostro Lorenzo Maier del Miglio. Lo spot e i cittadini conquistano la centralissima via Piave a Mestre per una sera trasformata in uno splendido tracciato di atletica. È il messaggio arrivato venerdì sera dalla seconda edizione del Miglio di Mestre. I partecipanti si sono sfidati all'ultimo sprint in un percorso divertente di 1609 metri. È stato un grande successo. Noi siamo sportivi nel senso che tifiamo. No, è bello qua in via Piave, il quartiere che si riappropria della strada. Sono anche pochi momenti, ma quei momenti sono belli da vivere, insomma. Siamo veramente fieri di essere qua, di correre questa sera e di dare una dimostrazione ai nostri cittadini che quando vuole Mestre scende. Sport occupa gli spazi che di solito sono occupati dai delinquenti. Con lo sport, con la cultura, con l'arte, con l'aggregazione si cerca di mandare via un po' di sbandati. Di sicuro non si risolve il problema di via Piave con questa iniziativa, ma è un piccolo tassello, vuole dare un messaggio positivo. La gara è stata organizzata da Venice Marathon e il Miglio è stato preceduto anche da 2 camminate aperte a tutti da 5 e 10 km. Al primo posto del Miglio si è piazzato Luca Sorone, che ha completato il percorso in 4 minuti e 36 secondi. E quindi credo che la manifestazione stia dimostrando la sua validità sotto tutti gli aspetti. Una corsa un po' particolare per le mie capacità, diciamo, perché ultimamente sto facendo gare su strada del 5.000 in su e negli ultimi anni mi sono dato anche alla mezza maratona e maratona e quindi il Miglio, diciamo, è un po' una gara un po' troppo veloce per le mie corde, però dai, mi sono divertito. E di corsa andiamo a Belluno dal nostro Lucio Zanato, perché come sapete Antenna 3 vi sta raccontando la dunata triveneta degli alpini che sta raggiungendo il suo club. Buonasera Lucio Zanato con Renzo Rigon. Lucio. Sì, eccomi qua. Allora, come vedete alle mie spalle sono le prove della fanfara della Brigata Alpina Cadore, che questa sera dalle 21 terrà un concerto qui allo Spes Arena di Belluno. Allora, queste sono le prove perché abbiamo il collegamento e lo raccontiamo anche ai telespettatori di Venezia, perché dovete sapere che domani con potremmo dire con il passaggio della Stecca, la dunata triveneta degli alpini passerà da Belluno, quindi dai monti, al mare, perché si andrà con la sezione di Venezia, in particolare con Bibbione, che l'anno prossimo come dire, raccoglierà il testimone proprio per la prossima sfilata, la triveneta degli alpini. Tante le emozioni che vi abbiamo raccontato durante le lunghe dirette delle nostre emittenti. Questa sera dalle 21 vi aspettiamo sempre in diretta per vivere la festa nel centro di Belluno. Se non ci sono domande, a te Cristian. Lucio, davvero grazie, perché oggi abbiamo seguito le tue cronache da Belluno e continueremo quindi a farlo. Grazie Lucio Zanato, torneremo a collegarci ovviamente nell'edizione trevigiana e bellunese dei nostri telegiornali e poi appunto in prima serata i cori. Domani dalle 7:30, come vi diceva Lucio, fino alla fine dell'evento i riflettori della nostra emittente saranno come sempre in diretta per raccontare le emozioni di questa dunata triveneta, a questo punto in attesa anche della dunata del prossimo anno a Bibbione, come ci diceva sempre Lucio. Allora è davvero tutto anche per questa edizione veneziana, vi lascio alle previsioni del tempo subito dopo TG Treviso. È tutto, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
Bentrovati al meteo. Arriva l'anticiclone africano, oltre a determinare condizioni più stabili, porterà anche la prima vera ondata di calore dell'estate. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 18 giugno. Sul Veneto sarà una bellissima giornata all'insegna del sole, cielo in prevalenza sereno e sgombro da nubi. Possibili i consueti temporali di calore nel corso del pomeriggio sulle Dolomiti. Temperature, come detto, in aumento, minime tra 14 e 20 gradi, massime sui 27-30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Sarà anche qui soleggiato con cielo limpido ovunque. Nel pomeriggio, tuttavia, sulla zona montana avremo addensamenti e anche locali fenomeni temporaleschi. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 27-31 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, molto soleggiato e per lo più stabile, con al più qualche rovescio pomeridiano. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime sui 30 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.